ringrazio per questi eventi, per l'idea, anche così la proposta. Ho pensato di creare un fine settimana proprio dedicato al jazz, abbinando jazz e aperitivo. Due eventi sono proprio l'aperitivo, l'ultimo è addirittura con una pre-cena, quindi c'è la possibilità proprio di cenare. E questi tre eventi jazz sono dedicati a tre gruppi diciamo importanti per chi conosce il jazz. Allora, innanzitutto Francesca Bertazzo, che è una cantante famosa, considerata proprio dalla rivista di jazz una delle migliori cantanti italiane, ed è un'artista che si è formata soprattutto in America ed è così, lavora spesso con artisti italiani, per cui abbiamo Ares Tavolazzi, Robert Pulisolo, Fabrizio Bosso, eccetera. Poi abbiamo un secondo appuntamento dedicato alla musica brasiliana, addirittura la musica popolare, Choro, che è questa forma di musica popolare che si tiene a Rio de Janeiro, e a proporci sarà appunto due esperti italiani di questo genere che saranno affiancati da un trio de Janeiro. Il Choro è una musica che può essere aperta a tutti i musicisti, quindi si può essere gruppi da 2 a 3 a 4, chi vuole suonare può fare questo tipo di musica. E questo sarà l'evento che sarà appunto praticamente vicino al Palazzo Goldoni, quindi sulla riva del Canal Vena a fianco del Ponte Scarpa. Un appuntamento importante che ci tengo perché riguarda un pioggiotto, Luca Zennaro, questo 21enne, perché giovanissimo, che ci è stato segnalato in diversi concorsi jazz, ed è appunto l'orgoglio un po' di noi musicisti per il jazz, perché sta veramente facendo una bella carriera Luca Zennaro. Si proporrà un suo nuovo CD assieme a un nuovo pianista emergente che è Alessandro Lanzoni. Tutti questi tre appuntamenti sono in collaborazione con Veneto Jazz.